Corsia 1 Paolo Fava, Idros. Corsia 2 Federico Pignaton, Gymnasium Pordenone. In corsia numero 3, già medagliato in campo giovanile per l'Antares Nuoto, il campione dei 200 rana, Tobia Svaldi. Corsia 4, i colori del The Hacker Team, già campione giovanile in carriera e finalista agli assoluti, Riccardo Cervi. In corsia 5 per il Montebelluna Nuoto, Federico Baggio. In corsia 6 Filippo Coacci, Vissauro. Alla 7 Lorenzo Coan, Notto di Nuoto, 74. Alla 8 Jacopo Sandri, Montebelluna Nuoto. Attenzione, ricordo che al termine di ogni gara verranno effettuate le premiazioni, dunque essendo solo 2 le finali dei 200 misti è già tempo di premiazioni, quindi invitiamo Lucchese, Grotto e Marraffa a restare in zona podio perché al termine della gara adesso in acqua già effettueremo le premiazioni. Per cortesia Lucchese, Grotto e Marraffa. Intanto Riccardo Cervi in vantaggio dopo i primi 50 metri, 26,92 il suo passaggio a farfalla con Svaldi e Baggio ad inseguire. Riccardo Cervi, specialista dei misti della rana e dello stile libero, atleta nato e cresciuto nel Veneto, spostato quest'anno a Bologna. I nuovi colori del The Hacker Team in vantaggio dopo la frazione del dorso coperta in 30 e 55. Federico Baggio 31 e 72, Tobias Svaldi 32 e 40. Cervi che va ad incrementare ulteriormente con la frazione della rana, rientra anche Tobia Svaldi, abbiamo detto il titolo giovanile nei 200 e la medaglia d'argento nei 100 allo stadio di Riccione. Intanto Cervi 34 e 19. Federico Baggio 37 e 34, Tobia Svaldi 37 e 02. E dunque davvero interessante la lotta per la seconda posizione, Baggio alla 5 per il Montebelluna, Svaldi alla 3 per l'Antares Nuoto. Intanto là davanti davvero super prestazione, Riccardo Cervi a prendersi la vittoria, 2,00 e 69. Federico Baggio 2,5,37, Tobias Svaldi 2,6,61 in terza posizione. Anche in questo caso attendiamo l'ufficialità da parte dei giudici e chiediamo a questi 3 ragazzi di fermarsi in zona podio per le premiazioni. Tutto confermato dunque, Cervi, Baggio e Svaldi.